Intanto, ebbene sì, ci ritroviamo a distanza di un anno di nuovo a incrociare le racchette col Sinalunga. E allora secondo me le differenze sono che l'anno scorso era una finale secca su una partita, su una superficie indoor veloce, e quest'anno invece, essendo la semifinale, è andata e ritorno, e quindi un piccolo vantaggio di giocare il ritorno in casa l'abbiamo, perché se per caso fuori facciamo un buon risultato, magari in casa con l'apporto del pubblico speriamo di riuscire a conquistare la seconda finale consecutiva. Sicuramente la squadra è forte, perché infatti l'anno scorso hanno vinto, e anche quest'anno dal girone si vede che la squadra è compatta e hanno veramente una ottima rosa. Però noi ci stiamo preparando bene, siamo carichi e consapevoli del percorso che abbiamo fatto, e ce la metteremo veramente tutta per riuscire a vendicarci, tra virgolette, perché poi sono amici. Ma diciamo che la compattezza, a differenza di altre squadre che hanno avuto delle giornate diciamo, di risultati incredibili, e magari altre giornate dove non hanno schierato tutti i giocatori più forti, noi in tutte le partite del girone abbiamo sempre messo in campo una squadra compatta e con tutti i punti, diciamo, validi. Sì, all'andata loro giocano su una superficie, diciamo, campo indoor sulla terra battuta. Noi per fortuna abbiamo, adesso anche noi l'abbiamo in casa, e quindi ci stiamo allenando già da una settimana su quella che sarà le condizioni della semifinale d'andata. Poi, una volta finita la prima giornata, ci alleneremo sui campi all'aperto, perché noi giochiamo in terra rossa all'aperto. Quindi, diciamo, da questo punto di vista ci stiamo preparando a puntino. Ma sicuramente comunque una partita difficile, perché comunque giochiamo con Sinalunga, che è la detentrice del titolo, quindi sicuramente una delle squadre favorite per il titolo. Noi arriviamo sempre con il solito entusiasmo, siamo carichi. Chiaramente è un incontro totalmente diverso rispetto all'anno scorso, perché comunque si gioca in due partite, in un contesto completamente diverso, a partire dalla superficie. Vediamo, sarà bella tosta, però insomma noi ce la metteremo tutta per portare a casa questo incontro, perché comunque abbiamo sempre quel sogno di portare a casa il tricolore. Sì, io sono abbastanza d'accordo con lui, comunque il gruppo sicuramente può fare la differenza, ha fatto la differenza l'anno scorso fino ad arrivare in finale, ha fatto la differenza quest'anno per arrivare in semifinali, perché comunque ogni componente della squadra mette ogni domenica tutto quello che ha per portare a casa l'incontro, quindi non sono altro che d'accordo col capitano. Seconda semifinale consecutiva significa comunque avere una conferma che avete lavorato bene, state lavorando bene, siete comunque tra i primi 4 club in Italia. Sì, è una conferma sicuramente, ma non voglio essere presuntuoso, ma per quanto mi riguarda sapevo già comunque che eravamo una buonissima realtà. Avendo fatto anche l'innesto di Giannessi, sicuramente ci ha portato quel qualcosina in più che magari ci è mancato l'anno scorso, quindi vedremo, non sarà semplice, però noi metteremo come sempre tutto quello che abbiamo in campo. Sì, sicuramente è un onore poter giocare per la seconda volta di fila la semifinale, abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto. Speriamo sarà un vantaggio, perché comunque sarà anche molto importante l'andata, in quanto si gioca nelle mura nemiche, diciamo. Speriamo di riuscire a tenere botta per poi riuscire a sfruttare appunto questo vantaggio di avere il nostro pubblico a supporto. Sì, sicuramente sono tutte esperienze molto importanti, sia quelle positive che soprattutto quelle negative, come può essere magari quest'anno che è andato benissimo. Mi serviranno sicuramente l'anno prossimo per capire cosa serve per appunto fare il salto in qualità.